Allora, abbiamo altri due temi che possono essere interessanti. Da un lato la ripartizione degli investimenti, una domanda frequente, cioè come dividerli, cosa sapere, quindi un ABC importante, no? Sì, ognuno di noi ha il suo ciclo di vita ovviamente, c'è una fase iniziale in cui cerchiamo lavoro, una fase in cui il denaro ci serve per comprare la casa, una fase in cui accumuliamo, una fase in cui il denaro lo prestiamo ai figli, cioè abbiamo il nostro ciclo di vita. Il risparmio ha la stessa logica. Il denaro che mi serve, che deve essere sempre disponibile, ecco, non posso investirlo in fondi di investimento azionari, perché non è corretto farlo, perché questi hanno bisogno di tempo per esprimere la loro efficienza, insomma. Quindi avrò una quota che sarà in conto corrente, dovrò rassegnarmi al fatto che non sia remunerata, perché i tassi del conto corrente non ci sono, non c'è remunerazione per il momento, a meno che le banche non abbiano iniziative commerciali e remunerano anche il conto corrente o depositi a breve termine. Poi successivamente più tempo darò al mio denaro, più posso essere proattivo verso investimenti a maggior redditività, quali quelli azionari. A questo punto abbiamo più volte specificato che è meglio non essere italocentrici, che possono fare delle scelte di investimento legate ad aree geografiche o a settori. Molte società ci stanno attrezzando banche con offerte su settori ad alto sviluppo come la robotica, come il digitale, come l'e-commerce. Non sono rischiosi questi? Ma sono settori sui quali insistono le più grandi aziende del pianeta. Insomma, prende le prime 10 aziende di questo mondo, queste 10 aziende insistono sul digitale. E quindi tanto vale. Anche se potrebbe sembrare magari legato ad altri parametri. Siamo succubi di questa Europa che ci limita nei movimenti e soprattutto nei pensieri. Praticamente l'ha detto Draghi quando afferma che alcune frasi del Premier hanno fatto danno all'economia italiana. Pazzesco, non possiamo più esprimere un pensiero. Ecco, sì, questo è un po' il discorso che in generale tanti hanno percepito, cioè basta una parola, una frase, un'esclamazione e cambia, lo spread cambia, ma è mai possibile che siamo legati a queste quisquiglie? No, è un po' mancanza di leadership, no? Cioè, purtroppo, no? Nel senso che un bravo leader riesce a dire le cose. Invece, come ha detto... Sì, ma perché non ci si basa sui fatti a un certo punto, non sulle parole? Ecco, ma molte volte si rischia di rimetterci quando viene percepita una cosa anche magari molto diversa dalla realtà, no? Il fatto che un leader debba stare attento a quello che dice per paura che i mercati ne diano un'interpretazione negativa. Oddio mio, ho detto una stupidaggine, lo spread sale. È vero che il ministro delle finanze ha detto anche una cosa vera, insomma. Dobbiamo stare attenti a quello che facciamo, perché se mi sale lo spread, questa salita dello spread mi mangia le risorse di cui invece io ho bisogno per fare alcune cose, no? Quindi è inutile che io vada a fare una finanziaria e a raccattare soldi che poi immediatamente mi vengono mangiati dal mercato perché viene percepito male il nostro lavoro, ma questo è il lavoro della leadership politica. Il fatto di dare al mercato delle giuste informazioni, ma non deve dare al mercato quello che il mercato vuole, perché se sei un leader puoi percorrere delle strade che siano innovative, che siano stimolanti, cioè abbiamo di fronte 1000 esempi di società che non sarebbero nate se il loro fondatore non avesse avuto coraggio e convinzioni in quello che faceva. Cioè, se questi leader vogliono percorrere strade nuove, non tra virgolette ortodosse rispetto, lo facciano. E se e la loro bravura sta appunto al far sì di persuadere i mercati e gli operatori che il paese con queste nuove scelte sarà un paese migliore. Se il mercato percepisce che l'Italia sarà un paese con più consumi, più crescita, altro che spread a 200. Ecco, ma allora un provvedimento al di là che non vada a toccare in modo rilevante il nostro deficit, eccetera, una flat tax, un qualche cosa che vada a toccare la tassazione, che comunque è alta, non potrebbe essere incoraggiante? Ma secondo me, ma difatti tutto sommato non è successo nulla allo spread, non è successo nulla. Ha vissuto di movimenti negativi, ma poi insomma il recupero è stato... Quindi vuol dire che tutto sommato non diamo un'immagine così... Diciamo, pesa in maniera negativa maggiormente la confusione rispetto a scelte coraggiose che possono essere prese. Cioè il mercato premia la crescita, il mercato sa
chi da fuori analizza Italia, tra virgolette, sa che siamo un paese che endemicamente ha sempre sofferto di bassa crescita. È una cosa endemica che ci appartiene, non ne veniamo fuori per una serie di mille motivi, non sono un politico per cui... Ma secondo me il mercato è pronto anche a premiare scelte coraggiose che portino a una crescita finalmente più sostenuta. Cioè, noi non dobbiamo aver paura di fare le cose, dal mio punto di vista. Certo, vediamo un altro messaggio. Con un bel reddito di cittadinanza rimettiamo in circolazione miliardi di euro pronti per essere spesi. A chi dà fastidio questo? Franca. Ma è giusto come il flat tax, come il reddito di cittadinanza, cioè vanno capiti perché, almeno per quanto ne so io, le cose che so io sono quelle che si leggono sui giornali, per cui ne ho capito soltanto in maniera del tutto marginale. Ma questo non spaventi i mercati, non li ha spaventati in maniera preoccupante. Rilevante, come può sembrare. Quindi è un po' da vedere come si evolverà la cosa, insomma. Ma certo, più risorse e più crescita è un'equivalenza che ci sta. Noi abbiamo delle retribuzioni che sono ferme al 98. Il famoso biglietto pagato per entrare nell'euro, ecco, noi l'abbiamo pagato con uno stop all'adeguamento dei salari e delle retribuzioni che sono rimaste quelle del 98. Noi sappiamo tutti che un insegnante di scuola media tedesco guadagna almeno il doppio di un insegnante di scuola media italiano. Questo vale per gli impiegati, vale per gli operai. Ovviamente l'abbiamo pagata, lo stiamo ancora pagando. Certo. Un'altra questione, adesso le elezioni di metà mandato, no? Negli Stati Uniti. Ma questa è una bella lotteria, nel senso che molti pensano che là è difficile trovare un'opinione che non sia schierata. Ho letto un po', ci sono quelli pro Trump che dicono che finalmente avremo una conferma anche delle elezioni. Sì, allora vediamo un attimo il messaggio che è arrivato, dopo completiamo il discorso. Il fatto che non dice nessuno è che quando si investe in azioni, sulla carta che abbiamo noi, i soldi sono dove li abbiamo messi. In realtà banca e family banker li spostano continuamente per guadagnare. Se le azioni sottoscritte perdono, perde solo chi ha investito. Allora, questa è un'affermazione corretta, ma riguarda il fatto che io faccio delle cose giuste, ma mi affido forse a una persona sbagliata. Cioè, il fatto che la banca li sposti continuamente, per capire perché li sposti continuamente, ho comprato delle cose che non andavano bene prima o perché mi fai fare delle cose più buone adesso? Cioè, il messaggio l'ho capito, ma è un po' molto personale. Cioè, se faccio delle scelte di investimento che condivido con l'impiegato della banca che me le ha consegnato, col mio consulente finanziario. A meno che non dica genericamente fammi un investimento in qualcosa. Se poi in corso d'opera il mio consulente si accorge che le cose che abbiamo condiviso non vanno più bene e occorre farne altre, va condiviso anche che uno può improvvisamente disporre del denaro altrui in maniera così creativa e libera. Quindi bisogna stare un po' attenti. Vanno sempre condivise, scherziamo. Quindi attenzione a chi ci ha scritto di fare una verifica. Certo. Di chi gestisce il pacchetto, bisogna stare attenti a quello che si dice perché il debito pubblico italiano è stato venduto alle banche europee e a quelle dobbiamo gli interessi, conti a posto, ordinano. Conti a posto ordinano. Sì, che noi non abbiamo autonomia perché il debito nostro in realtà l'abbiamo dato agli altri, no? Quindi almeno il 43% in mano agli stranieri. Quindi non siamo più in possesso praticamente di ben poco. Ecco, si diceva sostanzialmente il metà mandato negli Stati Uniti, quindi potrebbe rimettere in discussione certi potrebbe essere una conferma, un plus per l'amministrazione, perché probabilmente l'efficacia dei tagli fiscali, della manovra di taglio fiscale sta accontentando molto le aziende, il fatto che dal punto di vista economico le scelte fatte da questa amministrazione stiano premiando la crescita e quindi può esserci un effetto positivo, può esserci un effetto contrario se la personalità molto controversa dell'attuale Presidente sulla pubblica amministrazione stia erodendo il consenso. Quindi è sinceramente difficile per fare delle previsioni e non trovare previsioni fatte in maniera schierata. Insomma. Certo, il Giappone ha un debito pubblico altissimo, ma il debito pubblico giapponese di proprietà dei giapponesi non dipende da banche estere, è quello che abbiamo detto prima sostanzialmente. Sì.
E un volgersi molto più a destra potrebbe essere un qualche cosa che destabilizza. Sto leggendo un po' le osservazioni che ha fatto Bloomberg di recente, no? Relativamente sempre alle elezioni di metà mandato. Sì, è difficile, è come se noi vediamo l'Europa come un edificio in costruzione se c'è una stabilità delle imprese appaltanti, cioè se a fare la casa, che c'è sempre quei, hai buona possibilità che i lavori abbiano la loro continuità, che il progetto, ma nel momento in cui il committente cambia idea, cioè l'elettorato cambia idea, e le imprese che fanno i lavori sono diverse, ognuna, cioè è difficile che nasce un pastrocchio. Sì. E quindi bisogna stare un po' attenti. Diciamo, il mercato è a breve termine, no? Noi chiediamo ai risparmiatori di ragionare a lungo termine, il mercato, e purtroppo facciamo violenza a noi stessi anche che lo diciamo, perché sappiamo che il mercato invece ragiona a breve termine. I bilanci nelle aziende si fanno trimestrali e le previsioni a breve termine, quindi un mondo che corre velocissimo e dà una visibilità a corto raggio. Però noi chiediamo ai risparmiatori di essere, quindi dobbiamo un po' imparare a gestirsi. Ed è difficile, quindi sinceramente è molto complicato fare delle previsioni. Certo, gli scenari che si possono aprire sembrano più scoraggianti che incoraggianti, più scoraggianti che incoraggianti, però pensiamo sempre che poi è un problema di politica, non è un problema no, per quello volevo dire, perché qua incontrovertibile. Esatto, cioè si lega tutto alle dinamiche politiche delle varie realtà, dei vari paesi, come questi vanno anche a interagire tra di loro. C'è una cosa che però da cittadino lo possiamo dire e basta, insomma, che c'è un impoverimento, un depotenziamento delle leadership a livello europeo. Non abbiamo delle figure di riferimento che tracciano la strada, non ci sono più, perché ogni paese naviga un po' a vista in ordine sparso, con una periferia di che ha delle idee ovviamente che non sono quelle dei padri fondatori, insomma, molto centrifughe. Allora dobbiamo andare in chiusura perché abbiamo superato il tempo massimo. Stefano Zara, grazie di essere stato qui con noi, ci rivedremo presto, grazie anche ai nostri telespettatori di aver mandato i messaggi, di averci scritto, eccetera, stati partecipi, e tanto buon proseguimento, scriveteci ancora perché anche su vostro stimolo poi noi interpelliamo i nostri esperti. Grazie, a domani. Buona giornata.